Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Amiche e amici di 131, ben ritrovati, nuovo venerdì, nuovo appuntamento con Aperi Torres, la nostra rubrica dedicata ai rossoblù di Alfonso Greco, impegnati nel girone B di Serie C. Ci siamo visti nel pregare, poi abbiamo seguito insieme tutta la partita di mercoledì tra Torres e Guidonia, 2-1, bel successo dei sassaresi che finalmente, dopo tanti mesi, dal 27 settembre scorso, ha riportato la Torres fuori dalla zona rossa per non retrocedere, per salvarsi in maniera diretta ed stare appunto nel professionismo, ma c'è subito da tornare a lottare perché domenica la squadra di Greco è attesa dalla trasferta non facile in casa contro il Carpi. Ne parleremo in questo aperitivo rossoblu e come sempre lo faremo insieme ad Andrea Olbero. Ciao Andrea, ben ritrovato. Buonasera, direi era ora finalmente di commentare una vittoria casalinga anche soprattutto. Tra l'altro adesso non per fare i grossi, però esatto. Prepartita mercoledì, Torres Guidonia, solite chiacchierate, chi può essere decisivo, abbiamo fatto io il nome di Sorrentino, tu il nome di Mastino, 2-1, hanno segnato Sorrentino il primo gol, Mastino il secondo gol, così, per gradire, se poi qualcuno vuole pagarci anche per avere le quote, io posso dare 94 numeri, vi giocate gli altri 6 di base, perché non so mai. Oppure a questo punto consigliare i marcatori, ecco. Infatti, bravo, allora consigliare i marcatori è una cosa che mi è sempre riuscita bene, chi ci segue anche sul Cagliari, sulla Serie D e quant'altro, quella mi è sempre riuscita bene, poi i risultati non li prendo mai, però i marcatori è un qualcosa che... Ma infatti da oggi direi di non dare più il risultato, ma diamo solo i marcatori. Almeno porta bene. Solo i marcatori. E poi con la Torres è facile che non dando convocati puoi dare un giocatore che è stato esonerato praticamente, andato via il venerdì prima. Però vabbè. Detto questo, Andre, vorrei dirti settimana felice, ma sono 2 giorni felici. Dopo la vittoria col Guidonia, un briciolo di serenità in più che Torres subito ti aspetti contro il Carpi, perché anche quella è una bella partita importante quella di domenica, perché se batti il Carpi ributti innanzitutto il Carpi nella mischia, nel mischione delle squadre che vogliono cercare di evitare i play-out, ma soprattutto dai continuità ai tuoi risultati. 2 vittorie consecutive sarebbe un record storico in stagione, visto un po' come sono andate le varie giornate dei rossoblù, ma soprattutto metti un po' di fieno in cascina, anche perché ricordiamolo, alla Torres mancano 7 partite per finire questo campionato, ma a squadre come il Perugia e magari anche a squadre come il Guidonia ne mancano, che ha gli stessi a 32 punti, gli stessi che al Carpi, ne mancano di più perché hanno fatto 28 gare rispetto alle 29 giocate fin qui dei sassaresi. Sì, intanto il Sassarese medio si lancia subito col pronostico, tipo ve lo dico e poi scappo.
1-0, vi lascio subito il mio pronostico e scappo. 0-1 gol di Di Stefano. Cioè, dal risultato esatto e marcatore anche. Vediamo. Speriamo. È che se te lo giochi Di Stefano non è così quotato, cioè devi trovare quello un pochino più particolare. Idda. Esatto. Magari Esatto. di più. Sì, no, hai detto bene, diciamo che questi 2 giorni sono stati, finalmente si è risparata un pochettino di serenità, perché comunque la vittoria serviva tanto, specie la vittoria in casa, specie in una gara così importante come quella di Guidonia. È difficile capire che Torres mi aspetto, perché nel senso ha fatto bene, ha fatto molto bene, però nel senso vai a giocare a Carpi, che comunque è una piazza che vuole tirarsi via definitivamente dal treno play out, però in questo senso la Torres fuori casa ha sempre fatto bene. Comunque il campo del Carpi è un campo comunque importante, secondo me potrebbero esserci i presupposti per fare bene, specie se la Torres gioca con l'atteggiamento visto mercoledì, perché quello è stata la vera forza anche contro il Guidonia. Poi non so come la vedi tu. Sì, anche se poi c'è stata sofferenza fino alla fine, ed essere riusciti a non pareggiarla nel finale è anche molto importante a livello mentale, perché il Guidonia, e questo va riconosciuto ai laziali, hanno giocato secondo tempo che sembrava in parità numerica, al di là del gol di Mastino. Poi la Torres era in controllo, tutto quello che vogliamo, però sai, puoi anche ammazzarla prima una partita del genere invece che poi soffrire fino alla fine. Detto questo, Carpi che arriva un po' come anche era il Guidonia, no? Anche se il Guidonia non vince dal 30 novembre, quindi molto peggio, però anche il Carpi arriva da dei risultati non buoni, perché ha perso contro l'Ascoli 3-0, una brutta sconfitta in trasferta, e poi ha perso anche contro il Gubbio, sempre in trasferta, quindi torna in casa, e nelle ultime, però l'ultimo mese è vero anche che ha battuto il Bra 2-1 e ha pareggiato contro il Lugo, quindi squadre che stanno dietro, ha fatto dei punti anche importanti. Squadra strana, perché è una squadra un po' altalenante, non super spettacolare, però quando deve essere quadrata spesso è stata quadrata in questo campionato, che questo è un girone B che forse avvantaggia più chi è solido, equilibrato e ignorante rispetto a chi magari vuole fare un determinato tipo di calcio, e vedremo che partita verrà un po' fuori, anche perché magari è una Torres stanca, no? Ha giocato contro il Forlì sabato scorso, poi ha giocato mercoledì contro il Guidonia in casa, va domenica e in trasferta 3 partite in una settimana, per una squadra che comunque fin qui, tra assenze, condizione, fiducia mentale, non è che non sia mai riuscita ad avere continuità. È anche un bel test anche questo. Sì, assolutamente. Comunque c'è anche da dire che bene o male Greco ha gestito un pochettino, ha avuto modo sia per scelta che per necessità di gestire un pochettino il minutaggio anche dei giocatori, perché Sala per esempio rientrava dalla squalifica, Baldi l'ha lasciato in panchina, Luciani lo stesso è partito dalla panchina, Sorrentino, cioè puoi fare anche 15 gare tutte assieme, però Sorrentino deve essere sempre titolare per come sta giocando ultimamente, quindi anche le scelte sarà interessante capire quelle che saranno le scelte, anche perché considerato che ti manca uno come Zecca, che ha avuto il problema che ha avuto. Tra l'altro oggi è uscito anche il comunicato, ecco, della Torres, e anche questa è una notizia brutta, perché comunque Zecca è Zecca, in questo senso qua è super utile alla causa, ecco. Sì, Zecca, che possiamo anche guardarlo, il comunicato, ha fatto nuovi esami in questi giorni, un po' già lo aveva anticipato Alfonso Greco, che poteva essere uno stop lungo, no? Questa specie di ferita, come possiamo chiamarla, buco in qualche modo, rimediato alla schiena sui cartelloni del Vannisanna, che, fammi aprire una parentesi, confermano anche quanto questo Vannisanna sia una problematica generale, no? Anche nella gestione in questo senso della pubblicità, forse un po' vecchio stile, con dei cartelloni mobili così lontanissimi, no? da una possibile via di fuga standard, che si lamentano tutti un po' anche di come sono posizionati un po' per la visuale che si ha da alcuni settori. Una ferita che ha riportato poi delle problematiche, dei versamenti anche a livello muscolare interno per l'esterno destro. Ha fatto nuovi esami, verrà rivalutato tra una quindicina di giorni, che vuol dire già
essere intorno al 20-21 marzo, e se ancora lì non sarà pronto, vuol dire che tu Zecca lo avrai forse solo per l'ultimo mese, in cui tra l'altro c'hai anche il riposo forzato causa girone sfasato, no? Con la retrocessione e poi l'esclusione del Rimini. Un infortunio importante, anche se poi comunque recuperi Zanandrea dal problema muscolare, che in un modo o nell'altro è stato anche importante quando è stato a disposizione di Greco, e magari hai un Baldi in vista di Carpi più fresco, perché Greco l'ha detto a fine gara, dopo il Guidonia, lo ha fatto riposare appositamente per averlo magari pronto in vista del Carpi. Andre, siccome le parole ovviamente non ci sono, perché Alfonso Greco oggi non ha parlato, avendo parlato mercoledì sera ai nostri microfoni in sala stampa. Te lo faccio vedere, però non te lo faccio sentire, te lo faccio vedere. Guarda il sorrisino di Alfonso, esatto. È uno dei suoi 44 sorrisi fatti nell'arco della sua esistenza, quindi va anche tenuto stretto, perché non è uno che ne regala così facilmente di sorrisi. Però abbiamo i nostri soliti temi, e subito andrei a snocciolarli insieme a te, partendo dal discorso salvezza diretta. L'abbiamo scritto in tutti i modi e in tutti i laghi dopo la vittoria contro il Guidonia. 158 giorni dopo la Torres è tornata ad essere fuori dalla zona rossa. Prima vittoria in casa del girone di ritorno, seconda in generale vittoria in casa dopo la prima gara del girone d'andata contro il Pontedera al Vannissanna. È una Torres che finalmente inizia a farsi un po' anche la bocca per questa salvezza diretta. Esatto. Guardiamo la classifica insieme, ce l'abbiamo anche in grafica, ma possiamo guardarla in generale insieme. Per te quali sono le dirette concorrenti, cioè la principale diretta concorrente magari per evitare i play-out? E ricordiamo, c'è da fare un calcolo, perché se il Pontedera al momento è comunque distante più di 8 punti dal Perugia, quindi in questo caso il play-out si farebbe, se il campionato finisse oggi, solo tra Bra e San Benedettese. E anche questo è un discorso, perché se tra la 16ª e il Pontedera dovessero esserci 8 o più punti di distacco, il play-out non sarebbe più a 4, ma sarebbe a 2 squadre, quindi Bra e San Benedettese, perché il Pontedera sarebbe retrocesso appunto in maniera matematica. Ti dico che quella che al momento un po' mi impensierisce di più è il Perugia, perché comunque il Perugia pian piano sta iniziando a venire fuori. Il Perugia è pur sempre il Perugia, che comunque sembra così, però la piazza fa anche tanto, però al momento, anche per quello che abbiamo visto, perché comunque la San Benedettese sì, ha fatto bene, il Bra lo stesso ha fatto bene, ma non nel senso bene tra quelle che sono lì sotto, però allo stesso tempo mi convince meno, mentre il Perugia in questo senso è quella più pericolosa, anche perché c'è un 28 con la partita in meno, che comunque vuol dire tanto, perché ipoteticamente potrebbe essere a 30 punti. Sì, Perugia che tra l'altro nel weekend ospita in casa il Pontedera. Ora non ce ne vorranno gli amici di Pontedera, però sulla carta è una partita in più per provare a fare anche filotto. Perugia che arriva dalla vittoria bella in esterna per 2-1 sul Livorno, e appunto, come dicevi tu, un solo punto in meno della Torres, ma anche una partita in meno, e poi tutto un discorso di piazza. E secondo me anche per quello è molto importante provare a battere il Carpi e avvicinarsi tantissimo appunto alla squadra carpigiana, per provare a mettere anche il Carpi, no? Qualora anche il Perugia vincesse, nella condizione di guardarsi le spalle per stare più attenti. Detto che se il Perugia batte il Pontedera, i punti diventano sempre di più di distacco per i toscani, e quindi il ragionamento potrebbe essere iniziare a farlo solo su Bra e San Benedettese. Sono calcoli che bisogna iniziare a fare, perché siamo a inizio marzo, che però è giusto fare se riesce a fare un filotto di partite, perché altrimenti se non darà continuità alla vittoria contro il Guidonia dovrà pensare solo a se stessa. Andiamo avanti. Anche perché l'altro discorso è capire come la Torres, dopo che ha ritrovato la casella bianca, passiamo il termine, della classifica, terrà anche mentalmente questa nuova posizione, perché comunque un conto è dover inseguire, un conto è anche dover cercare di lasciare il solco tra te e chi ti insegue. Quindi in questo senso sarà interessante anche la gara di Carpi, per vedere un attimino questo nuovo aspetto mentale, ecco.
Sì, sono d'accordissimo con te, che è una questione di approccio non solo a livello di campo e di risultati popolari nella classifica, ma anche con che testa andrà ovviamente contro il Carpi questa squadra. Andiamo avanti, che di fatto è un po' un tema che abbiamo già un po' affrontato, però volevo farti una domanda su questo, cioè allargare la lotta a più club, la lotta per rimanere nel professionismo. Secondo te, nel percorso fatto in generale in questi mesi, qual è la gara dove hai lasciato più punti per strada con Greco che magari ti poteva permettere di vivere un marzo-aprile diverso? Solo Forlì o già prima, secondo te, qualche partita, pensiamo alla Vispesaro, ma pensiamo anche al pari, no? Con l'Ascoli, giocato benissimo, Esatto. e dove hai pareggiato solo alla fine, cioè forse vincendo ad Ascoli magari a questo punto avevi 2 punti in più, che non erano tantissimi perché eri a quota 30, eri comunque lì, però ti saresti dato una dimensione diversa anche per sognare i playoff? Cioè, secondo te c'è stata una partita anche con Greco che è stata un po' quel passetto falso che non ti ha permesso poi di vivere con più serenità questi ultimi 2 mesi? Sì, secondo me è proprio quella di Ascoli, perché comunque il gol è arrivato, non dico a recupero finito, ma quasi, è stato, non ti ha dato la possibilità di fare quel gradino in più, perché comunque secondo me se la Torres avesse vinto Ascoli, poi con i se, con i ma non si fa niente, non sarebbe nemmeno arrivato quel 3-0 in casa con la Juventus Next Gen, perché comunque sembra così, ma battere l'Ascoli ti dà tanta fiducia, ti dà tanto morale, ti dà tante consapevolezze. Secondo me ci arrivi anche con una testa diversa di fronte al tuo pubblico, specie se ti mancano da così tanto tempo le vittorie in casa. Quindi secondo me è proprio quella la gara un po' del vorrei ma non posso momentaneo che sta avendo la Torres. Ecco, poi non so se tu magari vedi qualche altra gara. Io vado molto indietro, vado alla brutta sconfitta a Livorno. Greco era arrivato da qualche settimana, però se voi ci fate caso, quello è stato. Livorno e Torres in quel momento erano lì, erano appaiate davvero in 16ª e 15ª posizione, 16ª e 17ª posizione. Il Livorno da quella vittoria ha ripreso a mettere dentro dei risultati utili in fila, che adesso l'hanno portata, anche se ha perso col Perugia nell'ultima giornata, ad essere a un punto dalla zona playoff. Siccome la Torres, se avesse fatto il risultato pieno lì a Livorno, si sarebbe messa nelle condizioni mentali, non di squadra, perché poi si arriva al mercato invernale, però magari al mercato ci arrivavi con qualche punticino in più, e la linea è talmente sottile in Serie C, no? Perché alla fine ballano pochi punti, ballano 2 partite vinte di fila, non è che ballino chissà quante differenza di punti tra l'ultima zona playoff e l'eventuale zona a ridosso dei playout. Secondo me quella gara lì, a livello di certezze anche un po' mentali, qualcosa ha tolto, perché col Perugia sembrava una Torres, no? che con Greco potesse fare un altro percorso per essere più viva, e invece poi ha dimostrato contro Livorno che per dare effetto alla cura Greco serviva tanto tempo, e ancora oggi ogni tanto, no, cade nei soliti problemi. Quindi quella è la partita, secondo me, che ti ha dimostrato che non bastava solo il cambio in panchina per slanciarti verso una seconda parte di stagione diversa, e affrontare domenica dopo domenica questo percorso non è mai facile. Andiamo diretti all'ultimo tema del nostro aperitivo. Beppe e Daniele, l'abbiamo chiamati così, ovvero Giuseppe Mastinu e Daniele Sorrentino, i due autori dei gol. Per Giuseppe è solo il secondo gol stagionale in Serie C, per Sorrentino da quando è alla Torres sono 6 partite, 3 gol, un impatto importante per due giocatori che devono essere trascinatori. Da una parte c'è Sorrentino, Andre, che si sta prendendo davvero, sta caricando la squadra sulle spalle con tanta fame. Lo aveva detto da quando è arrivato: io ho voglia di dimostrare che chi mi ha criticato nell'ultima esperienza con la Cavese si sbagliava, e fin qui sta avendo ragione lui. Mentre per Giuseppe una stagione difficile, perché ha avuto l'infortunio importante, l'operazione inizio anno, poi tanti problemi muscolari, alcune uscite a vuoto, un po' ci ha messo del suo, secondo me, anche a livello umano, caratteriale, quando non è riuscito a dare la scossa. Però segnare un gol decisivo poi a fine risultato, perché 2-1, gol decisivo per i 3 punti in una gara così delicata in casa, secondo me per Beppe può essere la scintilla che gli permette di fare un finale di stagione in crescendo. Sì, no, hai detto assolutamente bene.
Per Massino la gara contro il Guidoni era una gara importante perché, lo dicevamo proprio nel pre-partita, era stato nelle mire di alcune critiche da parte dei tifosi, le classiche chiacchiere da bar, in cui si chiedeva qualcosa di più, specie nella gara contro il Forlì, da un punto di vista di atteggiamento, di modo di dare la carica ai compagni. E quindi sono contento perché, come hai detto giustamente tu, può essere la scintilla per questo finale di campionato, e anche perché ci sta che Mastinu sia trascinante e trascinatore soprattutto della squadra. Inoltre, parlando di Sorrentino sta facendo molto bene perché, come ho scritto anche nell'articolo di stamattina, ti dà profondità, ti viene a legare il gioco, porta il primo pressing, e si è subito, quello che mi ha stupito di più è che si è subito integrato con i compagni, anche nel dialogare, nel capire proprio come i compagni magari giocano il pallone, come lo vogliono il pallone, come possono servirti al meglio, e soprattutto ti dà quella profondità con quella a tanta velocità, comunque l'abbiamo visto anche di recente, che è importante. Però allo stesso tempo ci andrei piano con l'entusiasmo nei confronti di Sorrentino, perché è giusto dare onore a quello che sta facendo, perché 3 gol in 6 partite sono tanti, però allo stesso tempo ho chiuso proprio il pezzo ricordando che anche Musso nelle prime 6 partite ha realizzato 3 gol. E poi bisogna vedere, poi dopo il gol successivo l'ha trovato dopo 16 giornate. Quindi ora è il momento che si è presentato Sorrentino, però ora c'è lo step più difficile, quello di dare continuità, anche perché poi, parliamoci chiaro, Sorrentino non è arrivato a Sassari per fare il bomber, però si sta trasformando in questo, e questo aspetta. Sì, prego. No, volevo collegarmi proprio a quello che dicevi tu, perché secondo me Carpi deve essere anche la partita di Luciani. Esatto. È arrivato il momento in cui si sblocchi. È vero che Greco lo usa un po' in maniera, salutiamo Serafino intanto, ciao, sì. Ben ritrovato. È vero che Greco lo usa in maniera un po' alternata, no? Tipo luci di Natale, una sì, una no, una sì, una no. Esatto. Magari la prossima è quella sì, e la speranza è che riesca a fare una prestazione importante, a trovare un gol che dia un po' il là, no, al suo essere decisivo per la Torres, perché lui, il centravanti, il discorso che facevi tu è molto giusto, anche se poi Sorrentino, per il modo di giocare che sta avendo la Torres in questo periodo, con un pressing forte, una ricerca diretta della profondità che arriva dal lancio magari di Nunziatini, di Sala, di Liviero, di Zambataro, ti viene più facile innescare un Sorrentino che non un Luciani, però io giocherei volentieri con tutti e due. Se Luciani entra in condizione, nessuno penso dica niente a giocare con 2 giocatori che segnano e sono in condizione. Quindi la speranza è che a Carpi si veda anche il vero Luciani. E infatti mi gioco Luciani, marcatore, anche se parte dalla panchina. Adesso ovviamente non verrà convocato, non lo posso sapere visto che Greco non è convocato, però io mi gioco Luciani, dai. Me la voglio rischiare così. Va bene. Che mi hai fregato. Sì? Sì, anche allora lanciati su Luciani, però no, ti dico un altro, secondo me ti ributto di nuovo Mastino, perché pensavo domani, così proprio per i bookmaker. Domani te lo dico. Ok. Beppe ci sta sempre, un evergreen da giocarsi in partite decisive come queste. Bene, speriamo domenica di raccontare un'altra Torres vincente, una Torres che si allontani il più possibile da questa zona rossa della Serie B. Grazie Andre per essere stato con me. Grazie a te Roby. E grazie a chi ci ha visto e ascoltato. Assolutamente, grazie a tutti voi che ci avete seguito, tranne gli amici del Sassarese Medio. Ovviamente restate con noi perché qualche minuto, il tempo di godervi le sigle varie, finali e iniziali, e partiamo in diretta con voi per il pre-partita, la vigilia di Cagliari-Como, con tutte le ultime, sono appena usciti i convocati, insomma, tanto da ascoltare, quindi restate su 131, buona serata e sigla.
Hai mai sentito parlare di dimagrimento mitocondriale? Il dimagrimento mitocondriale è un approccio nutrizionale innovativo basato sul metabolismo cellulare. I mitocondri sono le centrali elettriche delle cellule. Se non funzionano correttamente, il tuo corpo non riesce a trasformare i nutrienti in energia e dimagrire in modo stabile sarà impossibile. Il protocollo di dimagrimento mitocondriale del metodo NutriRegola non prevede passi sostitutivi, non si contano le calorie e non vengono eliminati i carboidrati. Scopri di più su nutriregola.com. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.